Sono le 12 e oggi è martedì 22 di dicembre. Benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro quotidiano appuntamento dal lunedì al venerdì insieme per condividere la nostra identità, qualità e provenienza. Iniziamo nel nostro consueto modo, lo sapete, grazie 262.458 volte grazie. Grazie sempre, ancora un nuovo appuntamento per raccontare la Sicilia bella, quella che ci piace, quella dei giovani, sì, perché oggi sarà una puntata dove i grandi protagonisti saranno proprio i giovani. Da un lato parleremo di produzione, parleremo di un'azienda familiare che si tramanda da padre in figlio, un'azienda molto importante, stiamo parlando di Lipari, azienda di salumi leader nel settore. Oggi avremo con noi Floriana. Parleremo di questa azienda associata tra l'altro al nostro portale, al nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Eccellenza, veramente azienda straordinaria, racconteremo un po' non solo la storia, come sempre, ma anche i prodotti d'eccellenza. Ed ancora parleremo di giovani protagonisti che scelgono ancora una volta la Sicilia per rimanere nella nostra meravigliosa terra e per costruire il loro bel futuro. E sapete poi quanto è bello quando si sente forte questa identità siciliana, perché pensate, questo giovane fa nascere un marchio, un brand Antudo Fashion. È un brand emergente ed è un brand made in Sicily dove si racconta la Sicilia e la storia. Adesso capirete anche perché. La bellezza, tra l'altro, è che quando si prende un capo artigianale sartoriale si legge sull'etichetta Made in Sicily. Beh, una bellissima storia anche questa da raccontare ed è quella di Andrea Bertini. Quindi rimanete con noi, bellissima puntata. Iniziamo qualche messaggio di novità per aggiornarvi un po' su quello che è il nostro camminare velocemente. Proprio ieri pomeriggio alle 18 abbiamo fatto un appuntamento speciale perché sapete che i nostri pomeriggi special sono andati in vacanza proprio da ieri, ritornerà il pomeriggio special da giorno 4 di gennaio. Sempre con tante novità, tanti appuntamenti, i viaggi, la moda, lo sport, il benessere, quindi ripartiremo con una nuova programmazione dal 4 di gennaio, ritorneremo dalle vacanze. Io naturalmente continuerò insieme al mio regista Paolo Gatto e alla redazione a tenervi compagnia alle 12. Ancora delle bellissime novità perché pensate, se ancora non avete fatto il vostro pensierino a voi e ai vostri cari, beh, c'è un modo veramente molto pratico. Basterà collegarvi al nostro portale www.iocomprosiciliano.com e pensate, è arrivata la gift card di Io Compro Siciliano, 25, 50 o 100 euro. Basterà stamparla, piegarla e consegnarla al vostro amico, al vostro caro e avrete 12 mesi per poter scegliere il prodotto all'interno del nostro marketplace. Insomma, ancora un modo felice per arrivare da voi nelle vostre case, soprattutto facendo sempre la scelta consapevole di scegliere aziende siciliane. Noi siamo pronti, carissimi amici, apriamo questo martedì con due giovani eccellenze siciliane. Abbiamo con noi Floriana Lipari ed Andrea Bertini. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, ciao a tutti. buongiorno. Buongiorno, benvenuti e bentrovati a queste due bellissime figure. Allora, partiamo da una scelta che abbiamo fatto prima di iniziare la diretta di oggi, perché seppur parleremo di argomenti assolutamente differenti, perché parleremo dell'azienda di famiglia Lipari
e quindi dell'azienda di Floriana che lei gestisce tra l'altro con il suo fratello, portando avanti la tradizione di famiglia. E quindi parleremo di azienda di salumi, però è una giovane che racconta la sua storia e quindi mi piace che i due ragazzi siano insieme. Ed Andrea invece, Andrea Bertini, questo giovanissimo che dopo le sue esperienze, la sua formazione a Milano, ritorna a casa. E quindi ed esattamente lui a Palermo, invece Floriana è ad Alcamo, siamo a Palermo, in provincia di Palermo, e Andrea decide di ritornare da Milano per mettere su la sua azienda, il suo brand, insomma adesso ci racconterà un po' di storia. Ma Andrea, permettimi, mi sembra insomma un bel gesto far partire la nostra bellissima Floriana. Floriana Lipari. Beh, chi è che non conosce i salumi Lipari? Stiamo parlando di un'azienda leader per veramente una grandissima eccellenza del settore. Mi piacerebbe che Floriana cominciasse un po' da quello che è il racconto. Noi diciamo partiamo dai racconti personali. La vostra è un'azienda di famiglia, giusto Floriana? Esatto, sì. Sì, intanto grazie per la presentazione, sei sempre super brava. A me piace tantissimo partecipare a questi live anche perché, ecco, si raccontano le storie poi sono fatte di quotidianità, di cose vere. Quindi la nostra azienda in realtà nasce 12 anni fa, proprio come azienda di produzione di salumi, ma noi abbiamo sempre lavorato la carne, se così si può dire, perché avevamo una macelleria sempre appunto gestita dalla mia famiglia. Poi abbiamo deciso di fare questo switch, quindi questo passaggio, questo cambiamento pure, perché 12 anni fa ovviamente come dire, i salumi in Sicilia erano una novità, perché la Sicilia è patria di tante cose, ecco, di tantissimi prodotti buonissimi, però ecco, proprio i salumi non si associavano in modo particolare alla Sicilia. Quindi per noi è stata anche una sfida. Oggi posso dire che quindi 12 anni fa appunto è iniziato questo percorso. Oggi stiamo crescendo sia come persone, che già è una cosa importantissima e necessaria per portare avanti un'azienda, che anche come struttura, perché fortunatamente le richieste ci sono e quindi per noi è motivo di orgoglio, insomma, soddisfare tutti i clienti. Quindi Floriana, ma proprio rispetto a quello che ci stai dicendo, mi piacerebbe raccontare anche attraverso questo bellissimo contributo video un po' la storia della vostra azienda. Paolo Gatto, guardiamo insieme.
E guardate un po' quanto lavoro, quanta attenzione per portare poi prodotti d'eccellenza sulle nostre tavole. Apro e chiudo una parentesi dicendo tra l'altro che a proposito di portarlo sulle vostre tavole, io compro siciliano è seguito in ogni parte del mondo, grazie a tanti siciliani, ma non solo, che ci seguono. L'azienda Lipari è associata al nostro portale Sì. www.iocompro.com. Sarà semplice, basterà ordinare i vostri prodotti e arriveremo in ogni parte del mondo, quindi potete farlo in tutta tranquillità. Senti Floriana, io mi fermo un attimino perché fra poco ritornerò da te perché con te poi voglio parlare di tante specialità che ci sono fra i prodotti che proponete, perché ce ne sono alcuni, proprio non so, per esempio, vi do una chicca e poi ritorniamo con Floriana, salame al vino nero d'avola, cioè ma questo è soltanto uno dei prodotti, ma poi ce ne sono tant'altri. Bene Floriana, ci fermiamo soltanto un attimo. Perché, scusate, a proposito di raccontare delle storie, ne voglio raccontare un'altra. Andrea. Beh, Andrea Bertini è un giovanissimo, come vedete, lui ha voluto costruire, far partire il suo brand, che è un brand made in Sicily, Antudo Fashion. Dopo le sue esperienze di formazione a Milano, ritorna e mette su questa azienda, adesso ne parliamo. Ma sai Andrea, io devo dirti, 8 mesi e mezzo fa, quando nasce Io compro siciliano, ho avuto ospite il tuo papà nei miei live perché il tuo papà è un grande personaggio in Sicilia, non solo legato poi a tutto quella che è la catena delle aziende vinicole siciliane d'eccellenza. Ecco qui, guardi il calice. E proprio parlando con papà Giuseppe, a quel tempo stavamo parlando un po' di questo figliuolo che aveva l'intendimento di costruire in Sicilia un brand siciliano con quella che è l'artigianalità siciliana e veramente poi tutto il racconto anche dalle stoffe, insomma, andiamo adesso piano piano. Senti Andrea, ma il nome, partiamo dalla semplice domanda, perché Antudo? Allora, Antudo perché? Perché Antudo secondo me è una parola importantissima per tutti i siciliani, ma anche per tutto il mezzogiorno, se devo essere sincero. Antudo significa il coraggio è tuo signore ed è il motto dei vespri siciliani. In pratica, con i moti di rivolta che sono scoppiati dopo questi famosi vespri, noi siciliani abbiamo cacciato via i francesi, che erano decisamente oppressori, e il popolo ecco, gridava Antudo, che vuol dire animus tuus dominus, il coraggio è tuo signore, sottinteso non i francesi. Quindi per me è una parola che ha una fortissima valenza, perché se noi guardiamo insomma, la nostra storia recente, tutto quello che è andato perduto e la ricchezza e tutto quello che noi vogliamo chiaramente recuperare al sud e soprattutto in Sicilia, ecco, secondo me ci vuole una parola di questo tipo perché significa coraggio, quindi l'ho scelta per me perché ci vuole comunque coraggio. A noi ci piace questa parola, ci piace tantissimo Andrea, guarda, ci piace molto. Senti, Andrea, posso farti una domanda? Sì. Ma proprio perché questa parola che hai scelto è una parola molto importante, proprio anche il significato del coraggio, i vestiti siciliani, ma secondo te un po' questa tua scelta ha una mission, cioè qual è la mission poi del tuo marchio, del tuo brand? La mia missione è chiaramente raccontare la Sicilia, ma non solo, raccontare il sud, raccontare tutta quella che è la nostra storia, soprattutto la nostra bellezza che non sempre vengono raccontate attraverso la moda, quindi vestendo la donna, orgogliosamente siciliana o comunque orgogliosa delle sue origini, cercando di renderla appunto forte, confidente, a suo agio tramite appunto la nostra moda, che si può fare, quindi ci tengo a sottolineare questo, la moda in Sicilia si può fare, esiste, abbiamo un mercato, come dire, cerimoniale che è anche più, come dire, misto del resto d'Italia, quindi devo dire che sono molto contento di aver scelto questa strada, chiaramente con un impronto cerimoniale,
di averlo fatto qui in Sicilia, perché sto avendo assolutamente riscontri positivi, nonostante il periodo. Ci tengo a Ma far noi vedere una partiremo cosa. fortissimi, sai Andrea, perché poi dobbiamo Sì, portare la nostra moda, il nostro brand, le nostre sì, aziende in qualsiasi settore, le dobbiamo portare, come dice Giorgianni, in giro per il mondo e il sì. mondo lo portiamo in Sicilia. Senti, vogliamo guardare insieme questo bellissimo contributo video? Antudo Fashion. E guardate anche nel logo che Andrea ha scelto, tra l'altro proprio alle tue spalle sto vedendo l'abito che è stato indossato, se non erro, con la trinacre, che è stato indossato proprio da una delle modelle in questo bellissimo video di presentazione, giusto Andrea? È praticamente uno degli abiti più siciliani che ho realizzato. Questo è un abito che ho presentato ad Alta Roma, alla settimana dell'Alta Moda Romana nel 2018. E per me è uno dei capi che io chiamo iconici, perché insomma ho voluto valorizzare semplicemente la nostra trinacria con un ricamo a mano, perché questo è ricamato a mano. Meraviglia. Sì, sì. Senti, i vostri lavori sono tutti lavori, abiti sartoriali, sì, che sì. sono tra l'altro pensati e realizzati appositamente per ogni donna che vorrà mettere e indossare un abito assolutamente esclusivo, disegnato e costruito su sé, giusto? Su se Sì, sì, noi stessa. assolutamente lavoriamo sulla cliente, quindi su misura, su quella che è la richiesta della cliente. Abbiamo delle collezioni che presentiamo anche non ogni 6 mesi come le grandi aziende, ma anche una volta al mese. Non siamo grande azienda, quindi siamo liberissimi di creare in base a quello che ci serve e assolutamente su misura per la cliente. Prima tu Senti Andrea, ma tu la fai una cosa per me adesso? Ma tu assolutamente. mi prendi in capo e mi fai vedere l'etichetta Sì, dove c'è sì, scritto guarda, Made ti in aspetto. Sicily, perché io potrei anche svenire, sai, io già questa cosa quando vedo... Ecco qua. E guardate un po' cosa c'è. C'è la È un bellezza assaggio, storica in questi sì, capi. ecco qua. È un assaggio della primavera-estate, è praticamente una stampa in simil-seta che ho realizzato ispirandomi a una maiolica di un collezionista privato, le Stanze al Genio, che si trova qua a Palermo, che è un posto pieno di maioliche, e in pratica io l'ho rivisitata con insomma, il gusto mio e del marchio. E quello che è importante per me è che in pratica questa maiolica faceva parte di un palazzo abbandonato di Palermo. Quindi io ho voluto raccontare, recuperare questa bellezza perduta, perché la maiolica originale è ancora più bella di questa stampa. L'ho voluto fare con la moda, col tessuto, con la stampa, tramite ecco, il mio marchio. Quindi anche nel dettaglio, Ecco vedete, qui. Sì, tutte ci le piace. rifiniture sono sartoriali, non ci sono. Senti, fammi vedere questa bella etichetta, dai, fammela vedere. Oh, guardate, adesso prende... E qui te la prendo anche. Oh, ecco qui. Vedi? Ci piace, Made in Sicily, ci piace Andrea, ci piace. Senti, fermiamoci un attimino Andrea, fermiamoci un attimo e ritorniamo invece alla nostra bella Giuliana. Beh, come vedete, protagonisti giovani che raccontano la tradizione tra racconti del prodotto
prodotti del territorio e quello che poi invece è la moda e quindi un po' tutte le sfaccettature che vengono presentate in Sicilia e in quello che poi è il mercato italiano ed internazionale. Senti Floriana, stavamo parlando della tua azienda, l'azienda familiare, l'azienda Lipari è conosciuta ed è veramente, quando si sente Lipari Salumi, già si accendono le stelline sui nostri occhi. Senti, Floriana, voi avete continuato in questi anni, come ci stavi raccontando, poi a modificare anche la vostra produzione, nel senso che i salumi sono arrivati dopo e poi nella scelta dei salumi ci sono tante specialità. Ce ne vuoi elencare qualcuna? Certo, allora è un po' difficile scegliere quale perché fortunatamente la gamma è abbastanza vasta. Allora, sicuramente un prodotto molto legato alla Sicilia sono i prodotti di suino nero siciliano. Quindi già partiamo anche da una materia prima abbastanza legata al territorio, che è proprio questo suino allevato allo stato brado di Mibrado che appunto ha una caratteristica molto più intensa rispetto al suino bianco come sapore, e quindi sicuramente un prodotto che identifico con la Sicilia è il suino nero siciliano, ma anche il salame al pistacchio. Perché oggi Sicilia è anche frutta secca in genere, ma soprattutto pistacchio. Guai a chi tocca il pistacchio siciliano. Quindi sì, e poi come hai detto tu c'è anche il salame al vino nero d'Avola. Abbiamo anche salame alle mandorle, sempre con mandorle. Il salame al limone, tra l'altro. Esatto. Al limone, questa è veramente una chicca molto particolare. Utilizziamo la scorza del limone, quindi comunque è un sapore delicato. Per cui sì, praticamente ho l'imbarazzo della scelta. Comunque tutti i nostri prodotti ricordano la Sicilia perché questo è il nostro obiettivo. Siamo un'azienda siciliana e vogliamo utilizzare le materie prime che ci dà la nostra terra. Quindi come vedete poi nel racconto di Floriana ciò che viene fuori è proprio la scelta consapevole poi di utilizzare anche prodotti paralleli che siano prodotti che raccontano il territorio. Adesso diceva il limone, il pistacchio, il nero d'avola, quindi è importante proprio cercare di presentare al massimo la sicilianità nelle sue eccellenze dei prodotti. Senti Floriana, a maggior ragione ti dico, è importante, noi lo diciamo sempre, immaginare di far rete, immaginare connessioni, immaginare sempre di continuare a studiare il territorio per immaginare poi anche nuovi prodotti che vengono fuori guardandosi un po' attorno, no? Floriana, poi è un po' quello che accade quando ci sono le aziende di famiglia, no? Quando poi c'è questa testimone, no? Che è lì tra i papà e i figlioli, e quindi c'è questo mettere su un tassello in più rispetto a quello che è stato ieri. No, Floriana? Certo, sì. Allora, considera che in media noi abbiamo quasi sempre un prodotto nuovo all'anno. Dico all'anno perché ovviamente poi ai fini, cioè nel senso l'inserimento commerciale ovviamente richiede una tempistica e quindi andiamo un po' ecco, da anno in anno. Infatti l'ultima uscita, ecco, mettiamola così, l'ultima novità è stato il salame con aglio di Nubia e rosmarino. Questa proprio come dire, un mix di profumi e sapori proprio della Sicilia, perché il rosmarino comunque lo acquistiamo qua in Sicilia ed è biologico e l'aglio rosso di Nubia lo acquistiamo proprio, cioè vado io personalmente a prenderlo a Nubia. Quindi questa è una delle novità, ma sicuramente già nel 2021 ecco, ne abbiamo pronte anche altre, sicuramente almeno una, ecco, una nuova novità uscirà sempre riguardante gli agrumi, però non voglio esatto, lasciamo la sorpresa a tutti gli amici del popolo di Io Compro Siciliano.
Vogliamo leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici che stanno scrivendo nella nostra diretta? Io metto come sempre i miei occhialini e leggiamo. Allora abbiamo Giacomo Barresi, buongiorno. Ciao Giacomo, grazie per essere con noi. C'è Mimma Nicolosi Pelana, buongiorno cara, buone feste. Ciao Mimma, un abbraccio a te, buone feste. Da New York ci segue il nostro specialissimo amico John Blandi. Buongiorno Catiusca, un sereno martedì, un felice Santo Natale a te, alla tua famiglia, a tutta la grande famiglia di Ocumpro Siciliano. John, un abbraccio a te e a tutti gli amici, grazie. Maurizio Tumminia del gruppo Artisti Nostri Amici, buongiorno amici di Ocumpro Siciliano, ciao Catiusca. Ciao Maurizio, così come ti dicevo l'altro giorno mi piacerebbe a breve intervistarti per parlare, visto che sempre anche tu hai cercato di portare avanti l'identità degli artisti siciliani, mi piacerebbe intervistarti. C'è Luigi Malerba, buongiorno cara, ciao Luigi, grazie. Abbiamo Salvo Bucchieri dalla Francia, ci scrive: buongiorno Catiusca e ospiti, grazie per la scoperta giornaliera della nostra Sicilia. Ciao Salvo, grazie per essere con noi. Abbiamo Giovanni Torre, buongiorno, complimenti, ciao Giovanni, grazie per essere con noi. Il nostro speciale amico, il Faraone Palermo, dice: buongiorno carissima amicuzza Catiuscuzza, Floriana e Andrea altrettanto. Complimenti all'azienda Lipari, penso che Faraone Palermo abbia degustato già da tempo i vostri prodotti. Maurizio Tomminia, bravissima Floriana ed Andrea, eccellenze siciliane. Antudo, sempre amici, scrive Maurizio, azienda Lipari, insomma tanti complimenti da parte di Maurizio. Il Faraone Palermo ancora dice: bravo Andrea, farai strada. Quindi arrivano tanti complimenti Andrea. Senti Andrea, torniamo un attimino a te. Sì. Dicevamo tanta identità nel tuo brand, l'etichetta, già la scelta nel nome, Antudo, Vesti Siciliani, Coraggio, il Made in Sicily, la vostra è una linea tra l'altro di abiti sartoriali esclusivi, perché ogni abito è costruito per chi decide di indossarlo. Vogliamo dire dove sei? Dove ti trovi? L'ateliere che ho appena aperto da pochissimi giorni è in via Pirandello 44, praticamente tra via Notarbartolo e via Libertà, in centro. Siamo a Palermo, vogliamo dire ai nostri amici. Siamo a Palermo, nel centro di Palermo, sì. Bellissimo. Senti Andrea, ma tu lo sai che con Io Compro Siciliano ci sono dei progetti molto, non posso dire tuttissimo, ma ci sono dei progetti molto importanti dedicati alla moda. E secondo me, caro Andrea, avremo molto da fare, ma tu ragione insomma per la tua scelta. Volevo farti un'ultima domanda. Hai avuto dubbio o perplessità, Andrea, ad inaugurare il tuo atelier proprio qualche giorno fa, in questo periodo molto particolare? Devo dire di no. Nel senso, chiaramente ci sono state, come per tutti, e per il periodo delle difficoltà, però nonostante ciò sono fiducioso, perché insomma prima o poi ne usciremo, e soprattutto credo nel mio progetto, nella moda siciliana, perché lo vedo. Quindi devo dire che anche in pochissimi giorni di apertura anche le clienti sono rimaste contente, quindi vedo che le clienti che iniziano a scoprire il marchio, le collezioni, rimangono molto soddisfatte. Affascinate e soddisfatte. Sì. Senti Andrea, ma noi guarda, tifiamo assolutamente per te, tifiamo per i giovani, tifiamo per chi oggi non si sta fermando nonostante tutto, e anche a chi si è fermato, visto insomma il periodo, diciamo forza, perché ripartiremo più forti, non molliamo. Senti Floriana, Andrea, siamo ormai alle ultime battute. Volevo ricordare ai nostri amici, per chi non l'avesse ancora fatto, che c'è una novità all'interno del nostro portale, la nostra gift card. Potete entrare su www.iocomprosiciliano.com. Se non avete ancora fatto il vostro pensierino, potete scegliere tra una gift card di 25, 50 o 100 euro, basterà stamparla, piegarla, metterla in una bustina, e sarà anche questo un modo per dire sì alle aziende siciliane. Avrete 12 mesi per poter scegliere all'interno del nostro marketplace fra tante eccellenze che raccontano il territorio in tutto tondo. Bene, siamo arrivati a chiusura.
Io ho queste due bellissime facce, perché sono veramente delle facce meravigliose, giovani, belle, sorridenti, positive. Voglio augurare buon Natale, buone feste, che possa essere un anno strepitosissimo, strepitosissimo. Dobbiamo recuperare tanto, quindi in bocca al lupo, viva il lupo. Crepi il cacciatore. Esatto. Io a questo punto volevo ringraziare come sempre in regia Paolo Gatto, la redazione Marzia Monreale, tutto il team di Io Compro Siciliano. Ci vediamo domani come sempre alle 12, ma Andrea e Floriana, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Venite vicini. Adesso dovreste ripetere con me: io compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stati con noi. Grazie. Grazie a te. Complimenti Andrea, ti volevo fare i miei complimenti. Floriana. Spero di venirti a trovare appena possibile. Ti aspetto. Avete visto? Questo significa fare rete. Assolutamente. Grazie ragazzi, buon Natale, buon anno. Sigla! Buon Natale anche a te.